Dobbiamo distinguere le cose come dire, pittoresche dalle cose serie. Le cose pittoresche si commentano da sole, mentre c'è certamente una seria aspirazione di questi territori a governarsi da sé, nel senso non distaccarsi dal nostro paese, dall'Italia, ma di essere responsabili per quello che fanno. Essere responsabili vuol dire avere risorse certe. Pensa anche lei che la posizione degli indipendentisti sul referendum sia una pagliacciata, come ha detto Cacciari? Io molte volte mi trovo d'accordo con il mio predecessore, come sapete, e credo anch'io che sia veramente un'inutile perdita di tempo. Ho detto tante volte che l'unico modo per far valere le nostre specificità sia quello di utilizzare gli strumenti che la Costituzione ci pone a disposizione. Zaia dice che il diritto internazionale aiuterebbe le istanze indipendentiste, cosa che invece non fa la Costituzione. Andrò a studiare il diritto internazionale. Grazie.